Va ora in onda Casa Stipancic. E cos'è sta roba? È la sigla, Ciano, dai. Buono, va bene, ciao. È sempre quella, dai, come sempre. Basta che cominci. Sì, dai, adesso ti aspetti la musichetta e dopo comincia. Non si finì ancora. Un attimo di pazienza, dai, Ciano. E allora? Adesso comincia, dai, ecco. Oh, eccoci Brian. Hai fame? O ti sei incocconato abbastanza con tutto quello che abbiamo mangiato ieri? Dai che adesso mangiamo ancora un qualcosa. Sì, dai, abbiamo ancora tanti vanzumi di ieri e di l'altro ieri. Ah, sì. Cosa hai fame, Brian? Sì, Anna, sta morendo di fame. C'è ancora tante buone robe, sai? Sa sì. C'è ancora qualche tocchetto di dindio rosto che abbiamo mangiato ieri a pranzo coi bisi. Buono, ora. Dopo, se vuoi mangiare pesse, invece c'è il brodetto della vigilia e i sardoni appannati che ti piacciono tanto. Ok, che buono. E abbiamo anche le cannocchie e la pasta con la granchievola, sai? C'è di tutto. Ah, sì, possiamo anche fare un mismas e mangiare tutto insieme, sai? Ma no, dai, Ciano, già così siamo ulmi di tutto quello che abbiamo mangiato ieri. Mamma mia. Non volessi che il piccio dopo staghi male. È buono, oggi è Santo Stefano, si può mangiare comunque, no? Sì, è Santo Stefano. Brian, hai qualche compagno di scuola che si chiama Stefano? Ah, sì, sicuro. Così gli puoi fare gli auguri. No. Orca, come no? E come si chiamano i tuoi compagni di classe? Kevin, Michael, Matthew, Sharon, Eric. Ah, e cosa va a una scuola inglese? Proprio non so. Cambiamo discorso, dai. Brian, cosa hai ciappato come regalo di Natale? Ah, sì, vero. Babbo Natale ti ha portato i soldatini, le macchinine, cosa? Sì, cosa hai ciappato per regalo? I Lego? Gli autini? No, un notebook. Ah, Marisa, un no cosa? Qua non so neanche messa. Non so, scuola inglese, regali inglesi, tutto in inglese qua. Già finito? Sì, Ciano, se finì adesso. Come? E se finito, cosa vuoi fare? Ma mi volevo andare avanti, scusa. No, devi aspettare fino a lunedì. Ah, Sì. è buona. Ma sì, dai, cosa vuoi che sia? Ti aspetti. Ciao, mi non capisco sta roba. No, non te capisci, non te l'ha fatto scuola.